all'oscuro, il tempo che le nostre luci si azzerano. Benvenuti, buon Sant'Amazzo, la finalissima del 19esimo cuore Oceano. Non c'è niente di bello che un breve spettacolo pirotecnico che faccia festa, perché questa sera noi a Borgo Sant'Amazzo vogliamo fare festa. Lo vogliamo fare insieme a tutti voi, veramente numerosissimi. Lo vogliamo fare con questa canzone che ha fatto la storia della musica piemontese. È nata tanti anni fa, è nata così, un testo di canzone come tutti, ma poi è stata veramente un successo. E la vogliamo dedicare a tutti noi, porta questo meraviglioso video. Signori, amici miei, perché quando c'è questa ci sono tanti amici. Qualcuno accanto a te vive non è sempre poesia, quante senza un perché, ma l'amicizia sai una ricchezza, tesoro che non finirà. Metti a parte questa tua tristezza, cantavo poi la tristezza passerà. Amici miei, sempre pronti a parlare, da vicino e da lontano, questi sono gli amici miei, amici miei, oh miei amici miei, mai da soli in mezzo ai guai, questi sono gli amici miei. Tornerà malinconia, questa canzone canta insieme a noi, la tua tristezza poi se ne andrà via e scoprirai in noi gli amici tuoi. Una parola detta ad un amico che fosse, fare un sorriso che in alto vola, torna la vita, io si va su. Amici miei, sempre pronti a parlare, da vicino e da lontano, questi sono gli amici miei, amici miei, oh miei amici miei, mai da soli in mezzo ai guai, questi sono gli amici miei. Grazie amici miei, dedicata a tutti voi.
giro da lontano, questi sono gli amici miei, amici miei, pochi e belli amici miei, mai da solo in mezzo ai guai, questi sono gli amici miei, questi sono gli amici miei. Quante canzoni ci ha cantato sul papà qui in questo memoria, padre contadino, ti voglio bene papà, padre mio. Sono andato a rispolverare una canzone che piace veramente a tanti, noi lo giochiamo tutte le sere adesso con la nostra orchestra. Una canzone che una grande corale, che sono la Regione lì, e saluto l'amico Luigi Parolea, che con la sua fisarmonica ha sempre portato sulle nostre piazze la musica, il folklore, il canto piemontese. Ha scritto questa meravigliosa poesia. Quest'anno lo posso dire, lo posso cantare. Sono uomo e sono padre come te, perché sono diventato papà da 6 mesi di una bellissima bambina. Sono uomo e sono padre come te, ma ho un cuore bambino, è il titolo di questa meravigliosa poesia. Eccola qua. Vorrei fermare il tempo e ritornare un po' bambino e sentire vicino a me la tua voce che dice mi prendevo per mano lungo le strade della vita e sarò vicino a te. Sarò tuo papà, caro papà, braccia dura mia, sei la luce della sera, la più chiara e sincera, resta qui con me, così vuoi che io dica. Sono uomo e sono padre come te, ma col cuore bambino. Ricordo quella sera, era notte di Natale, io camminavo solo, tu mi dicevi non cadere, con neve freddo intorno, ma tanto caldo dentro il cuore, mi portasti proprio là, al presente che ancora.
bravissimo Marco. Grazie, veramente sempre calorosi gli applausi qui in questa meravigliosa manifestazione. Suoniamo anche tutte le sere, suoniamo anche sempre dal vivo, ogni tanto siamo anche un pochettino stanchi, perché è un po' di sera che noi suoniamo per Punta, la Giunta Straniera, siamo andati degli amici di Santo Stefano di Fossano, che salutiamo, grazie, sempre la grande festa anche da voi. Ma la festa questa sera qua, come dicevo, nel lontano 1998 un gruppo di amici spinge Mariano Selli a ricordare la figura di Giovanni. Il prossimo anno la Rocciofila festeggerà 50 anni di fondazione. Memoria Rosselli, 20 anni che Mariano Rosselli organizza questa manifestazione. Prima di presentare gli ospiti voglio presentare, vedere vicino a me, colui che mi ha dato la possibilità di ricordare la figura del popolo, ma soprattutto colui che mi ha dato fiducia per organizzare insieme a lui questa grande manifestazione. Lo accoglierei con un grande applauso, Mariano Rosselli. Quest'anno parlo ancora io, il prossimo anno parlerà anche. Presentiamo i nostri ospiti presenti questa sera, qualcuno arriva dopo, ma magari lo presenteremo durante la premiazione. Lui che ci fa un po' da padrone di casa, vero Mariano? Sempre presente con la sua presenza in ogni occasione di festa. Ma noi come direttivo vogliamo dirvi grazie perché la nostra struttura da ottobre vanta di un impianto di riscaldamento completamente nuovo. È stata una promessa 4 anni fa, quest'anno si è veramente realizzata. Vogliamo veramente dirvi grazie perché anche queste nostre tribune che sono montate per l'occasione è una collaborazione sicuramente con la Fondazione Comunale. E darei un grande applauso e un benvenuto al nostro sindaco, Gianpaolo Letta. Grazie Paolo per la tua presenza, sempre costante, sempre così, la tua partecipazione si dà sempre la voglia di organizzare parliamo di lavoro pubblici, parliamo di lavoro della nostra Rocciofila, non è che dare il benvenuto anche all'assessore ai lavori pubblici. Peppe Bernardi. Grazie. L'amministrazione comunale è sempre presente in queste manifestazioni. Un sindaco che è diventato sindaco giovane, ma la sua presenza ogni anno non manca mai. Sindaco di Rocca Spavera, Guerra Maglia, benvenuto. Il vice capo della Polizia di Stato della provincia di Cuneo, Giannino Luciano. Grazie di essere con noi. L'amicizia che siamo mariani sicuramente lo sapete voi, non lo so dire. La Federazione Italiana Borse è anche sempre presente, soprattutto con un personaggio carino da Luciano San Giovanni. Ogni anno che riceve un invito via mail mi scrive sempre non mancherò, ci sarò di sicuro. Consigliere federale della FIA, Claudio Marino, grazie. Dobbiamo anche salutare il comitato di Cuneo, parliamo del nostro comitato di Cuneo. Francesco Falco, presidente della FIA del comitato di Cuneo, accompagnato dal consigliere Ambrosio Latta. Per salutare colui che ha abitato per tanti anni questa manifestazione. Ma si dà sempre una mano nell'organizzazione perché quando non c'è noi ogni tanto diciamo non c'è. Arbitro Benedetto, Sergio Dalmasso, è stato per tanti anni il nostro arbitro della manifestazione. Abbiamo salutato
salutare un amico che è un responsabile del marketing in Albi di Moretta, Piana Iglo. Tutti noi questa mattina sicuramente avete aperto la stampa nella pagina di Cuneo, nello sport provinciale, avete letto oltre al professor Dalmazzo, la grande Pool, Mariano Celli, appunto i grandi campioni. Dobbiamo dire grazie a un grande giornalista, Fulvio Riccio, ma non solo sulla stampa, anche sui vari giornali locali. Dobbiamo salutare il nostro fotografo della manifestazione, Oreste Tomati, redazione della Fedeltà di Rossano. Poi l'hanno salutato tutti, abbiamo ancora un amico da salutare, ma soprattutto da ringraziare, perché il lavoro che fa non so se io sarei in grado di fare. Sono 19 anni, prossimo anno spero di festeggiare 20 anni nuovi. Un punto di riferimento per il pubblico, lo dicevo l'altra sera nell'intervista a Telecom. Quando non si sa cosa succede nei campi, Mariano Celli ha avuto la grande idea di mettere uno speaker in questa manifestazione. Matteo Pirla, lo speaker ufficiale direttamente da Fossano. Bene, a questo punto io direi ai giocatori di accomodarsi. Al mese attaccava. Io vorrei ringraziare due persone dell'università, sorprese, grandissimi lavori di Claudio Pagliero e Walter Rovera. Bravo, penso che questo sia un vero punto di forza per noi, perché tutti questi lavori che vengono fatti dalla persona dei giochi e tutto quanto sono proprio questi due grandi amici. A questo punto voi giocatori prendete posto perché iniziamo questa meravigliosa partita. Devo ancora salutare un grande amico che mi fa piacere, che è venuto ad arbitrare questa meravigliosa manifestazione, Bartolo Carena, arbitro nazionale direttamente dall'Arena. Non mi resta altro che augurarvi buona serata a voi pubblico. Non andate via perché ci sarà l'estrazione della lotteria gratuita e guardate quanti premi, tante, addirittura Nutella, champagne, c'è il Castelmaio che fa contribuire che è, quindi loca Castelmaio, fa sempre lunga, fa sempre piacere.